Si è svolta a Favara presso la Farm Cultural un'interessante iniziativa d'intesa con la Scuola di Architettura per Bambini, organizzata dalla SIEA Scuola Edile di Agrigento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Agrigento e si inserisce in un'ampia prospettiva di lavoro tra le parti al fine di realizzare un archivio delle buone pratiche per l'edilizia. Con la scuola di architettura per i bambini noi abbiamo approvato questa iniziativa già da settembre scorso, abbiamo dato il nostro patrocinio, abbiamo finanziato fra l'altro anche una delle lezioni per la scuola di architettura all'interno della Farm, un'iniziativa bellissima, ma oggi la cosa più importante è questa sinergia che si viene a creare con l'ESEA e con la scuola edile di Agrigento, perché l'Ordine degli Architetti di Agrigento nel valorizzare il proprio territorio, nel sollecitare le amministrazioni, non può che non avere una sinergia con la parte produttiva di questa società e di questo territorio. Oggi iniziamo col dottore Sciara e con l'ESEA, lo vogliamo fare con Sicindustria, lo vogliamo fare con l'ANCE, perché attraverso questa sinergia tra la rete delle professioni tecniche, tra l'Ordine degli Architetti di Agrigento e gli imprenditori, è sicuramente un modo operoso per poter sollecitare le amministrazioni e per valorizzare il nostro territorio. Parliamo di questo incontro che avete avuto presso la Farm Cultural Park e di questo accordo instaurato anche con l'Ordine degli Architetti. Qual è il fine di questa iniziativa? Beh, il fine di questa iniziativa è molto semplice, diciamo, il mondo si evolve, cambia, quindi i giovani sono il centro del fulcro, no? Da dove parte tutte le iniziative più importanti, da dove partono a migliorarsi le nuove ere, da dove diciamo, arriva lo sbocco lavorativo, il nuovo sbocco lavorativo. Grazie all'architetto Gimino, presidente dell'Ordine degli Architetti, e io che presiedo l'ente scuola di Agrigento, abbiamo unito queste sinergie e inserendo pure all'interno ANCE e Sicindustria, che sono la parte datoriale, la parte più importante, edile e imprenditori industriali, e abbiamo dato vita a questa iniziativa, che è un'iniziativa veramente, veramente meravigliosa e che spero abbia uno sbocco anche in futuro, no? Quindi le iniziative bisogna prima farle e poi diciamo, coltivarle nel tempo per far sì che diano i propri frutti. Cosa ci aspetta da questa collaborazione effettivamente per uno sviluppo e una crescita del nostro territorio? Ma come collaboratore dell'ente scuola ho fortemente sostenuto questo momento di incontro tra la scuola edile e il SOU e l'Ordine degli Architetti. Anche perché da questo si inserisce in una più ampia prospettiva di collaborazione tra la scuola edile e l'ordine, tale da far sì che la scuola si apra al mondo dei professionisti di modo da condividere competenze e professionalità. A breve, come già anticipato il Presidente Tommaso Sciara, si siglerà un protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Architetti e la scuola edile al fine di condividere competenze, professionalità, spazi